Donna alla toilette, autrice Berthe Morisot. 1875, quest'opera è custodita presso il Museo Art Institute di Chicago. La donna alla toilette, dipinta da Berthe Morisot nel 1875, affronta uno dei temi prediletti degli impressionisti, che ritrassero di frequente donne intente alla cura del loro corpo e della loro igiene personale, per sondarle nella loro intimità, in pose naturali che si confacevano all'indole di questi artisti. Berthe Morisot riesce nell'intento di creare una composizione fine e delicata, grazie alla sua sensibilità femminile che si tramuta in pennellate lievi, date quasi accarezzando la tela, che assumono toni diafani e perlacei. L'erotismo che contraddistingueva molti di questi soggetti qui è solo vagamente accennato dalla spallina sinistra del vestito abbassata e dal gesto della ragazza che sta per sciogliere i capelli e a breve inizierà a spogliarsi di fronte allo specchio. Lo specchio, peraltro, riporta sul bordo inferiore la firma dell'artista, quasi che con questo stratagemma Berthe Morisot abbia voluto suggerirci che lo specchio riflette la sua femminilità e il suo animo, conferendo al tutto l'apparenza di un autoritratto ideale. L'opera fu probabilmente esposta alla Mostra impressionista del 1876 e sicuramente appartenne a Paul Durand-Ruel, il mercante che più di ogni altro segnò la fortuna degli impressionisti. Fu portata anche a Londra, alla celebre esposizione che Durand-Ruel allestì presso le Grafton Galleries. Il quadro, arrivato negli Stati Uniti in un anno imprecisato, ma comunque agli inizi del Novecento, fu venduto nel 1924 all'Art Institute di Chicago, dove è tuttora possibile ammirarlo. È uscito dagli Stati Uniti l'ultima volta nel 2007, quando fu prestato per una mostra sulle donne nell'impressionismo a Copenaghen. Fonte: finestra sull'arte.info, e per ulteriori approfondimenti e curiosità sulla vita e le opere di questa artista straordinaria Berthe Morisot, visitate il nostro sito www.ilcappellodiirma.it.